Il progetto Gitamus è arrivato alla conclusione, ne parliamo con la dirigente dell'istituto che lo ha tenuto a battesimo, credendo da subito in un qualcosa che è davvero meritorio. La risposta dei vostri alunni sotto il profilo proprio dell'inclusione e dell'accettazione credo che non abbia bisogno di commenti. Sì, è vero, quest'anno ci è stato proposto di partecipare al progetto e abbiamo aderito con molto entusiasmo e abbiamo detto subito sì. Abbiamo detto subito sì perché crediamo veramente nell'inclusione e soprattutto nel far passare messaggi per i quali anche nelle difficoltà tutto può andare avanti. E prima si effettuano determinati discorsi, prima si affrontano determinati argomenti, più ci sono possibilità che gli alunni vivano questi valori e li facciano propri, e quindi ben volentieri abbiamo dato la nostra disponibilità e vorremmo continuare a far parte di questo bellissimo progetto che è Agitamus. Una sorta di rete che poi si è andata a costruire e che vedrà protagonisti anche altri istituti in tutta la Sardegna. Credo che sia un orgoglio poter parlare proprio ai ragazzi che poi paradossalmente sono gli unici davvero meno problematiche nell'accettare, nell'apprendere, nell'includere. Sì, è proprio vero, perché ripeto, le difficoltà di chi vive un disagio, di chi ha una disabilità per l'appunto sono notevoli nella complessità della vita di tutti i giorni, e il fatto che i nostri alunni lo abbiano percepito, il fatto che i nostri alunni facendo determinati sport nelle identiche condizioni con cui lo porta avanti una persona con disabilità, ha fatto loro capire meglio quali problematiche esistono nella vita. Ovviamente essere privilegiati non significa non avere un occhio attento per chi non lo è, e poi, come è stato già detto anche durante il convegno, sono cose che capitano, non solo si nasce ma lo si può anche divenire, però l'entusiasmo con cui gli esperti proprio hanno parlato ai ragazzi, hanno fatto loro comprendere determinati messaggi, è un valore aggiunto nella loro formazione generale, e questo alla fin fine è una delle finalità della scuola a cui noi teniamo.